Bene, buongiorno a tutti. Allora, un saluto a tutta la delegazione del mondo della pesca che questa mattina ha manifestato qui a Venezia con il coinvolgimento diretto degli operatori verso prima la Capitaneria di Porto, poi la Prefettura e oggi arriva qui il Consiglio regionale. Io vi ricevo a nome naturalmente della Giunta regionale. Ci sono anche i nostri consiglieri delegati dal Presidente del Consiglio, il consigliere Marco Dolfin, il consigliere Montanariello. Prima alla manifestazione c'era anche la consigliera Baldin. So che ci sarà una sotto nostra delegazione che andrà a Palazzo Balbi dopo. Siamo abbastanza distribuiti dall'assessore Mantovani. Ecco, la nostra attenzione rispetto alle vostre problematiche è massima, conoscendo soprattutto per quello che riguarda il mio referato in modo puntuale le problematiche che investono tutto il settore comparto della pesca. Le vostre preoccupazioni sono certamente da noi pienamente condivise e quindi questa è anche per noi l'occasione per ascoltarvi nel dettaglio e per avere degli elementi ulteriori per poi assumere tutti i provvedimenti che saranno nelle nostre possibilità e nelle nostre facoltà a sostegno della vostra azione e del comparto pesca in generale. Sottolineo come il primo punto rispetto al quale è importante che lavoriamo assieme è quello di dare un messaggio corretto in questo momento, un messaggio che possa essere trasversale politicamente e di pieno sostegno al settore della pesca e agli operatori del mondo della pesca, perché penso di parlare per tutti. Quello che condividiamo è che vogliamo che ci sia un futuro per questo settore e ne riconosciamo l'importanza assolutamente eccezionale, l'importanza fondamentale per tutte le nostre comunità costiere, per la nostra regione, per gli aspetti occupazionali, per gli aspetti economici e anche per gli aspetti identitari, tradizionali e culturali. Questa è la nostra premessa. Sono Gianni Stivali, presidente del consorzio, il cosiddetto Cogevo di Venezia. Grazie innanzitutto per averci ricevuto oggi, grazie ai consiglieri regionali che sono qui presenti, al delegato del sindaco di Venezia e il dottor Cherubini. Grazie veramente di cuore per questo incontro. Noi questa mattina abbiamo manifestato davanti alle Zattere, abbiamo manifestato in una maniera più pacifica ma altrettanto seria e compatta tra Chioggia e Venezia, anzi tutto il comparto veneto. Abbiamo voluto venire a manifestare non contro di qualcuno, non contro la regione, non contro lo Stato, nulla contro l'ammiraglia, ma bensì per dire cosa? Che questo cambiamento climatico ci ha messo veramente in ginocchio. Questa è la vera realtà di oggi. E questo è molto preoccupante perché questo è solo l'inizio. Noi siamo un settore molto, diciamo così, consolidato. Il nostro consorzio di Chioggia, io parlo per Venezia, e qui al mio fianco Michele Boscolo Marchi di Chioggia, siamo 28 anni che gestiamo la risorsa in mare. Non abbiamo mai visto al mondo una moria devastante come è successa quest'anno. Abbiamo passato dei momenti difficili, come Vaia 2018, alluvione 2019, che grazie alla Regione Veneto e Veneto Agricoltura aveva finanziato un progetto di ricomposizione ambientale, perché venivamo dall'alluvione 2019, Vaia 18, e quindi questo progetto ci aveva aiutato fortemente, perché noi avevamo acquistato delle bombole a Civitanova Marche dal presidente Nicola Paci e avevamo fatto una ricomposizione ambientale in tutte quelle aree che erano scomparse da Vaia 2018, sia a Chioggia che a Venezia, dal Po al Tagliamento. Quest'anno eravamo pronti per raccogliere i frutti di tanti anni di sacrificio. Grazie, ripeto, alla Regione Veneto e Veneto Agricoltura.
l'assessore regionale ci ha sempre aiutato. Per me non è bello venire qua a chiedere aiuto, a chiedere sostentamenti, è mortificante. Noi vogliamo pescare, vogliamo creare reddito attraverso il nostro lavoro. I soldi pubblici va bene una volta, ok, ma se poi veniamo sempre qui a chiedere sostentamenti, questo è una cosa, per quanto mi riguarda, non mi piace. Però siamo costretti a farlo per l'ennesima volta, auspicando che non succeda più, ma secondo me è un pericolo, veramente un pericolo. E quindi siamo qui per chiedere un sostegno, un aiuto per cercare nuovamente di ripristinare quelle aree purtroppo che hanno devastato tutto il comparto veneto, da Chioggia a Venezia, e ci vorranno 7-8 mesi, un anno, non so quanto rimaniamo a casa noi, prima di ricominciare l'attività di pesca. Noi siamo in grande difficoltà, assessore, sai perché? Perché noi in Veneto abbiamo una grande forza, siamo compatti, abbiamo 500 famiglie, 180 imbarcazioni e lavoriamo da 30 anni insieme. In questi 30 anni abbiamo costruito, oltre alla gestione, abbiamo costruito anche delle infrastrutture. Quindi quando va in difficoltà il primario, la materia prima, in questo caso le bombole, va in difficoltà l'impresa, il pescatore, va in difficoltà la cooperativa, il consorzio, perché il pescatore che sta a casa non paga più né la cooperativa né il consorzio né le OP e tantomeno le infrastrutture. Noi abbiamo la filiera a 360 gradi. Questa è la nostra forza, ma è anche la nostra debolezza nei momenti in cui succede una marea devastante come quest'anno. E questo è il nostro problema, che noi abbiamo già licenziato delle persone, abbiamo già mandato in vacanza qualcun altro e da qui ai prossimi 15-20 giorni dovremo mettere a malincuore in cassa integrazione i nostri dipendenti, proprio perché abbiamo una filiera e noi non possiamo chiudere i battenti, perché se chiudiamo fra un anno non troviamo più né i commercianti né i dipendenti né le strutture, non troviamo più nulla, quindi siamo costretti a tenere aperto, la luce accesa, i pilastri delle aziende di Chioggia e di Venezia, i mutui. Abbiamo chiesto alle nostre banche, perché ovviamente noi abbiamo fatto degli investimenti e abbiamo già chiesto la sospensione dei mutui, sia per quanto riguarda le nostre infrastrutture sia per quanto riguarda i nostri associati, perché c'è anche qualche pescatore che ha fatto il mutuo per acquistare o la casa o la barca o qualsiasi altra cosa, che è in grande difficoltà. Purtroppo il cambiamento climatico, le alluvioni comporta che sfocia tutto in mare, poi comporta temperature elevate. Nel caso di quest'estate le temperature facevano 30 gradi in superficie, 28 in profondità, poi essendo temperature così elevate si formula anche la mucillage, perché abbiamo avuto anche la mucillage quest'anno. È stata la tempesta perfetta, diciamo, no? Adesso siamo qui dal 1° ottobre, abbiamo fermato tutte le nostre attività, dal po' al tagliamento, e non sappiamo quando sarà la nostra ripresa. Noi dovremmo per forza di cose stare fermi, ma altrettanto per forza di cose ricominciare a ripopolare il territorio, perché se no non ne usciamo. Possiamo stare fermi un anno, se fra un anno non facciamo nulla, cosa troviamo? Troviamo qualcosa, non troviamo niente. Quindi saremo costretti, le nostre imprese comunque ferme in un periodo, un altro periodo fare ricomposizione ambientale, che vuol dire seminare, acquistare prodotto da altri consorzi, da altri compartimenti, per poi seminare nel nostro compartimento di Chioggia e di Venezia. Io vi chiedo veramente un aiuto veramente grande, questa volta veramente siamo voglio dire, quando è successo la problematica del granchio blu non abbiamo mai detto nulla,
non è che siamo applicati al carro, c'è il granchio blu, diciamo anche noi, che ha devastato le vongole di mare. Noi non abbiamo mai detto nulla, perché siamo onesti, perché a noi il granchio blu 10%, ok? Non ci ha coinvolti sinceramente in mare, ci sono in mare, li peschiamo anche noi i granchi blu in mare, ma non ci ha coinvolto in una maniera, diciamo così, mettendoci anche in difficoltà. No, non siamo mai venuti qui in consiglio o all'assessore, non siamo mai andati all'assessore. Però oggi ci ritroviamo a venire qui col cappello in mano, come dice sempre il mio amico Gottardo, no, a chiedere un aiuto. Grazie. Grazie Gianni. Chi vuole intervenire? Sì, grazie Assessore. Se puoi presentare. Sono Bosco Marchi Michele, sono presidente del Consiglio di Chioggia e faccio anche il presidente. Quindi ringrazio l'assessore Forestari, ringrazio Giovanni Panariello, il consigliere Marco Dolfini e lo stesso rappresentante del Comune di Venezia per averci accolto. Volevo aggiungere a quanto già detto che siamo davanti a una catastrofe che per noi è stata devastante. Di conseguenza siamo qua oggi a manifestare, ma nel chiedere aiuto con il cappello in mano, in punta di piedi, un sostegno per ripristinare il nostro habitat quanto prima. Abbiamo fretta di farlo perché con i nostri tempi che conosciamo dobbiamo iniziare subito, da domani mattina, a ripopolare e a fare tutte quelle attività ecosistemiche che ormai fanno parte del nostro bagaglio di esperienza. Siamo fermi 163 imbarcazioni dal 1° di ottobre e quindi oggi siamo qua per chiedere aiuto a sostegno per quanto riguarda la natura stessa. E quindi oggi siamo qua in modo tranquillo. Le problematiche sono enormi perché purtroppo è successo tutto in breve tempo. Dal momento in cui è iniziato la primavera abbiamo visto attraverso i telegiornali purtroppo quello che è successo in tutto il nord Italia e tutto quello che succede a monte, avendo i fiumi primari poi qui che sfociano in Veneto, e purtroppo non può essere diversamente. Sappiamo come ripristinare il nostro settore, quindi vogliamo subito, chiediamo con il cappello in mano, in punta di piedi, un sostegno per riattivare il nostro mare, perché noi, come ha detto anche Gianni prima, non vogliamo chiedere aiuto alle imprese, vogliamo chiedere aiuto per ripristinare il nostro mare, perché il Veneto è in difficoltà, ma il nostro settore è importante, non possiamo fare altre attività di pesca perché siamo autorizzati a fare esclusivamente solo questo mestiere, vongole di mare e fasolari. Oggi siamo in crisi, non per colpa nostra, anzi con la gestione che abbiamo sempre messo in campo in tutti questi anni abbiamo dato un valore aggiunto alle nostre imprese, abbiamo dato un valore aggiunto anche a chi ci guarda dall'esterno, perché abbiamo sempre operato in modo genuino e in modo trasparente e quindi nessuno può incolparci che abbiamo pescato più del dovuto, anzi spesso e volentieri nelle nostre assemblee molto infuocate abbiamo cercato di mettere in luce i problemi che possono esserci in campo e quindi abbiamo ridotto le giornate di pesca, abbiamo aggiunto a volte anche dei mesi di fermi biologici aggiuntivi rispetto a quelli legali, volontari, non retribuiti e quindi abbiamo fatto il massimo per poter salvaguardare la nostra risorsa. Ci consideriamo le sentinelle del mare e ogni volta che succede qualcosa purtroppo siamo i primi a dare l'allarme. Di solito riusciamo a ribaltare le situazioni gravi che ci succedono e quindi mettendo in campo la nostra esperienza questa volta ahimè non riusciamo perché è un qualche cosa di più grande di noi. Mi fermo qua, grazie. Grazie Michele, intanto mi sono dimenticato prima di salutare anche il consigliere delegato di Venezia, Marco Scarpa, che ci accompagna e mi ha accompagnato anche nelle altre cose che ho fatto prima. E
questo per sottolineare anche una collaborazione che c'è tra il livello istituzionale nelle tutte le tematiche legate alla pesca, ma in particolar modo alla gestione della laguna in questo caso. Chi vuole intervenire? Posso? Beh, io, assessore, salto, Paolo Tiozzo, Confcooperativi, salto tutti i preliminari, i ringraziamenti che sono doverosi, però per non ripetermi, io credo che qui serva aggiungere una cosa sola. Noi qui abbiamo bisogno di una metodologia di lavoro diversa, cioè la Regione in questi ultimi 20 anni ha investito molto in questo settore, tra l'altro con esiti importanti, perché realtà di eccellenza come quelle che ci ritroviamo qui in Veneto le ritroviamo in poche altre zone d'Europa, non soltanto d'Italia, cioè qui rispetto ad altre zone le risorse investite in questo territorio, nei consorzi di gestione, nelle cooperative, nelle organizzazioni produttori, hanno visto un'organizzazione tale che ha saputo esprimere con la cooperazione, perché questo è un modello di cooperazione a partire dal consorzio di Scardovali per andare nella zona più a sud della nostra regione, per arrivare poi invece all'organizzazione produttori Bivaglia che abbiamo nella zona di Carlo. C'è una costante, le risorse che noi abbiamo investito hanno trovato poi collocazione e hanno creato reddito, impresa ed organizzazione. Che cosa serve secondo noi ora? A fronte di questi cambiamenti climatici che purtroppo innescano dei processi di moria che esulano dalle responsabilità di noi pescatori e delle organizzazioni che noi rappresentiamo. Serve credo cambiare metodo, cioè non solo investire in termini veri e propri di investimento come usa fare il FEAMP, prima il FEAMPA oggi. Credo serve un metodo con le istituzioni, in questo caso con voi qui in Regione, ma porteremo la stessa identica tematica sul nazionale e su quello europeo, perché non possiamo immaginare che il nostro datore di lavoro, che in questo caso è l'ambiente, possa fallire per processi che non riguardano la nostra volontà di organizzazione di pescatori, ma bensì riguardano un ambiente che viaggia con delle difficoltà che stanno al di sopra sicuramente delle nostre possibilità. Chi è che però può intervenire? In questo caso può intervenire la politica andando non soltanto a fare investimenti come fino a qui ha fatto, ma trovando dei processi per mettere queste aziende in garanzia. Cioè se noi oggi decidessimo di non mettere un euro in questa problematica, decidiamo di abbandonare le imprese. Non l'abbiamo fatto con il granchio blu nella provincia di Rovigo, non ce lo possiamo permettere nella provincia, in questo caso di Venezia, che poi in realtà il Cogeco, che nasce nel compartimento di Piaggio e nel compartimento di Venezia, è trasversale e copre sia una provincia che l'altra, andando a sbattere fino giù nella zona di Roma. Perciò nel ricercare assieme quale sia il nuovo metodo per ripristinare un ambiente che ha bisogno di essere per mille aspetti, non soltanto il nostro che è quello economico, ma è quello di salvaguardia della biodiversità, della salvaguardia di ambienti che altrimenti senza i pescatori, diceva bene Michele, che ne sono i primi operatori lì, ma sanno anche e sono le sentinelle di che cosa gli succede, rischiamo di rovinare un ambiente in maniera permanente. Ripeto, non ce lo possiamo permettere perché qui lavoriamo non soltanto con delle imprese, ma con una cultura di un territorio, con una capacità organizzativa e non ultimo l'ambiente ha saputo creare un vero e proprio problema da 300 milioni di euro se lo classifichiamo nei 18 mesi tra quanto è successo nelle lagune con il granchio blu e quanto sta succedendo, anzi quanto è già successo oggi nel litorale di mare con la mucillagine, con gli inneschi di anossia che queste ne conseguono. Poi io non sono biologo, ma credo che ci siano gli enti preposti, immagino ARPA, ISPRA e l'università, che da anni ci hanno accompagnato fino a qui studiando gli ambienti. Ritengo che ci siano, esplorando come si deve, tutti i dati per mettere un piede avanti l'altro e capire come lo Stato, inteso in senso lato a qualsiasi livello, possa fare la sua parte anche attraverso le imprese e le cooperative che noi qui oggi rappresentiamo.
Grazie. Grazie Paolo Tiozzo. Condiretti? Prego. Devo spostare? Sì, può. Alessandro Faccioli, Coldiretti Impresa Pesca. Buongiorno Assessore, buongiorno consiglieri, buongiorno consiglieri. Assessore, noi qui ci sentiamo a casa nostra e ci siamo tutti oggi a perorare una causa che è quella dei cogevo e delle draghe idrauliche. In questi anni di assiduo lavoro e continui quotidiani contatti abbiamo toccato temi devastanti per la nostra regione e per il nostro territorio. Alluvioni, granchio blu, si è messa poi l'umucidaggine. Per il granchio blu abbiamo dato tutto noi stessi assieme a voi, qualche risultato è arrivato, c'è molto da fare ancora, non è finita. Le alluvioni hanno colpito poi 160 pescherecci di alta tecnologia, con dei costi di manutenzione di personale importanti. Il problema, Assessore, è che non vediamo un futuro a breve, perché non c'è più niente in mare. Come dicevano i miei amici colleghi, qui è stato un insieme di concause, dalle piene alla mucillagine al granchio blu, che anche quello ha determinato una crisi per il nostro settore. Detto questo, Assessore, questa volta però bisogna agire con tutto quello che possiamo mettere in campo. Noi stiamo ovviamente dialogando anche con il Ministero, abbiamo visto attenzione da parte della struttura ministeriale, sono abbastanza fiducioso che possano venire incontro alle imprese, perché qui il prezzo più alto lo stanno pagando le imprese. Assessore, chiediamo uno sforzo anche importante da parte della Regione. Qui c'è l'opposizione, qui c'è il nostro assessore, qui c'è la maggioranza e vi chiedo questa volta, se tenete a questo comparto, che è un comparto storico del Veneto, di Chioggia e di Cauge, di fare quel qualcosa in più che è necessario, perché una volta diamo fondo ai risparmi, la seconda volta diamo fondo agli ultimi risparmi, questa volta qua di risparmi non ce ne sono più. Grazie. Grazie. Antonio? A volte è meglio tacere, sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Penso sia sufficiente quello che hanno detto i colleghi, davvero non sempre. Dai, toglici i dubbi. Non sempre. Antonio Nottardo, condivido con l'altro detto dei miei colleghi, confido in voi, punto. Altro non c'è da dire, sapete già tutto, sapete già tutto. Va bene così e grazie per averci accolto oggi. Ottimo, mi fa molto. Ci sono altri interventi? Io? Sì, Mauro Vio, Cogevo Venezia. Mi sento di fare solo una sintesi per chi sta prendendo appunti, perché ci siamo un po', andiamo un po' a stringere. Magari se necessario formuliamo una paginetta di quello che eventualmente oggi chiediamo, anche perché anche dal prefetto c'è la richiesta bene. Quindi in buona sostanza quello che chiediamo è in primis una moratoria dei mutui che abbiano da agire sia a livello di impresa di pesca che a livello di filiera. 2 è un ristoro in favore delle imprese di pesca e chiaramente dei lavoratori imbarcati per l'arresto temporaneo. Chiaramente poi tutto questo si può tradurre anche come operazioni di riattivazione produttiva che, come chi mi ha preceduto diceva,
non chiediamo dei soldi per far stare a casa i pescatori, punto. Vorremmo in qualche modo impiegarli per riattivare il nostro mare dal punto di vista produttivo, per essere pronti da qua a 6 mesi per uscire di nuovo con le barche e ricominciare a fare il nostro lavoro senza aver bisogno di nessuno. 3, il sostegno ma anche l'implementazione di un progetto che abbiamo già in essere con Regione Veneto e Veneto Agricoltura, che va in qualche modo implementato, perché là si parlava di un'attività ordinaria in seguito ai trascorsi del Vaia. Ora chiaramente l'equilibrio è cambiato, quindi quel progetto che è attualmente in essere con Regione Veneto e Veneto Agricoltura, se riusciamo in qualche modo a implementarlo ancora di più con delle attività ecosistemiche più importanti, avremo modo di far riattivare la pesca quanto prima. Poi è chiaro che la vongola ha un decorso riproduttivo non breve, perché servono diversi mesi per farla crescere, fino a 2 anni. Però diciamo che implementando quello che abbiamo già in essere serve di grande aiuto. Eventualmente formuliamo una richiesta. Grazie. Grazie, sì, però unisco anch'io le richieste che vi ha fatto la prefettura, naturalmente come abbiamo sempre fatto vi chiediamo di farci una lettera unitaria in cui ci formulate le vostre richieste, cose che peraltro abbiamo già ricevuto nel nostro tavolo pesca nel distretto Alto Adriatico e che abbiamo già anche trasmesso a livello governativo nella richiesta di attivazione dello stato di calamità e quindi che lo stato di emergenza a seguito di calamità naturale con l'ultima mucilagine parliamo del fine luglio di quest'anno. Vi posso anticipare che stiamo già valutando con l'assessore Calzavara un intervento anche per il bilancio di previsione che vada nell'ottica che avete voi richiesto di un sostegno per la ripresa e la ripartenza, una progettualità legata alla ripartenza del settore, quindi una progettualità a livello di ecosistema come è stato fatto in passato. Certo che lo abbiamo già fatto, fino a qualche mese fa eravamo pronti per accogliere i frutti di investimenti importanti che abbiamo fatto tutti assieme e lo rifaremo, anche perché dobbiamo capire se la circostanza che si è verificata è una tantum che si verifica ogni X anni o è ormai una ciclicità annuale, in qual caso dovremo ricalibrare tutte le nostre attività e tutte le nostre azioni, dobbiamo anche saper guardare in faccia alla realtà, insomma io penso che da imprenditori bisogna avere un approccio flessibile, ma ciò non toglie che non faremo venire meno nessun tentativo, nessuno sforzo per fare ripartire questo settore nei modi tali per cui sia sostenibile questa ripartenza. È chiaro che abbiamo a che fare con la natura e questo è un punto di, diciamo, di aleatorietà, se vogliamo dire così, che è indifferibile. L'unica cosa che però possiamo dire con certezza è che il concetto anche di ripristino ambientale non può esistere senza il coinvolgimento dei pescatori. Cioè, tutto quello che possiamo dire in termini anche di messaggio ambientale, di sostenibilità, di ripristino, di intervento sul nostro mare, sulle nostre lagune, è aria fritta se non passa attraverso i pescatori, se non passa attraverso a chi vive e lavora lì, a chi ha l'esperienza e a chi conosce veramente. Quindi anche tutti gli studi che faremo, i monitoraggi, il prossimo che faremo con Granchio Blu, saranno con al centro il ruolo del pescatore. Il pescatore dovrà essere protagonista di queste attività, supportate naturalmente da tutti gli interlocutori tecnico-scientifici. Questa è la garanzia che vi do. Chiedo se i consiglieri vogliono fare qualche intervento, se sono finiti gli interventi del pescatore. Intanto vi ringrazio, è stata una giornata di vari passaggi da parte, come è stato detto, da parte dell'assessore Corazzari, massima disponibilità, vicinanza, ma e anche operatività in quello che possiamo fare.
già il fatto che l'assessore si è mosso con gli uffici nel chiedere subito a livello governativo lo stato di calamità, in primis, ma ovviamente anche come regione cercheremo di fare la nostra parte. Non possiamo perdere questo settore che oggi come non mai vede l'intero settore pesca. Non c'è un settore della pesca oggi che vive meglio rispetto a un altro, è tutto il settore della pesca a 360 gradi, dalla laguna al mare, passando per le intermedie. Acquacultura, che se ne parla tanto, è un altro fenomeno, quello parlavamo l'amico, cioè, è dato di fatto, è inutile che l'Europa diciamo così, favorisca tanto l'acquacultura se poi ci troviamo di fronte a certe situazioni, dove il mare e quant'altro poi dopo crea delle condizioni di inquinamento non di poco conto, di poco dopo a creare fenomeni di anoressia e quant'altro, dunque figuriamoci. Ciò non toglie che attraverso tutte le fonti che potremo accingere faremo ovviamente la nostra parte. Il FEAMPA può essere d'aiuto. Proprio l'altro giorno in terza commissione abbiamo anche approvato un'altra linea, diciamo così, di finanziamento che va nella direzione che voi sapete sia nell'ambito dell'acquacultura che anche nella sicurezza a bordo pescherecci, piuttosto che anche nelle condizioni nell'ambito dell'ecosostenibilità ambientale, dunque anche i motori e quant'altro, quindi i contributi che vanno in queste direzioni, ma ciò non toglie che è inutile aiutare le imprese se poi dopo il prodotto non c'è, e dunque casca l'asino, come si può dire. E dunque io voglio solo sottolineare questo aspetto. Noi, al di là delle normative, direttive già europee che mettono in grossa difficoltà il settore, questi fenomeni naturali che purtroppo sono sempre più frequenti, creano veramente delle grosse difficoltà all'intero settore. Però noi non possiamo permetterci di perdere appunto l'intero comparto del mondo della pesca. Ripeto, già abbiamo il 90% azzerato della produzione delle lagune per la presenza dei grandi. Se si assommano tutti i problemi legati all'agricoltura, le vongole di mare in questo caso, ma anche i vivai per quanto riguardano i mitili e quant'altro che non riescono a svilupparsi nella maniera dovuta, dunque veramente una situazione, come è stato detto, la famosa tempesta perfetta, che sta mettendo veramente in ginocchio tutto il sistema pesca del nostro Veneto e ovviamente anche a livello nazionale, sia chiaro. Però ovviamente le eccellenze che abbiamo noi, la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra peculiarità e specificità importate in giro per l'Italia e per il mondo, ecco, questo non possiamo permetterci di perdere, soprattutto quei lavoratori, perché una volta persi i lavoratori, le imprese, anche se domani mattina dovessero ricominciare a mettersi in moto, non avrebbero a disposizione la forza lavoro. Dunque questo non possiamo, ripeto, perdere, ed è per questo che l'assessore, il collega Montanarieri, il collega Montascarpa, insomma, tutta la politica, la parte infrastrutturale, strutturale della regione, Veneto Agricoltura, insomma tutti coloro che possono fare massa critica su questo tema farà sicuramente la nostra parte proprio per cercare di aiutare al massimo l'intera categoria. Ripeto, l'intera categoria tutta, perché ripeto, è proprio tutto il settore pesca oggi in grossa difficoltà. In questo caso, diciamo così, anche il cogevo e ovviamente la vongola di mare. Grazie della vostra ovviamente presenza che ci arricchisce ancora di più di informazioni e ci dà la possibilità poi sui tavoli che contano di portare avanti tutte le istanze del caso. Grazie ancora. Grazie Marco. Grazie, credo che ci sia gran poco da dire, insomma, quello che hanno detto la delegazione che abbiamo accolto credo su più fronti e su più sfaccettature abbia ricostruito un quadro ben dettagliato e complesso che non può che trovare per evidenti questioni da parte nostra, con tutti i limiti che dopo ci sono in quelli che sono anche ruoli istituzionali, l'appoggio più completo e totale. Io ci tengo, Assessore, a ribadire due concetti che sicuramente condividiamo, ma
Il primo è per questioni territoriali, anche dovute insomma alla provenienza, al nostro contesto sociale di un quotidiano rapporto con addetti al settore, è quello che dicevi prima, Cristiano, di valutare interventi nel bilancio è una cosa molto positiva, perché figli della storia sappiamo benissimo che molto spesso, anche quando il governo, anche quando gli enti a livello centrale non si sono tirati indietro e hanno fatto anche la loro parte, le tempistiche sono delle tempistiche che oggi non ci possiamo permettere il lusso di aspettare. Tanto per capirci, non possiamo permetterci il lusso che arriviamo a Natale e ci sia gente che non ha avuto un aiuto, che non possa fare la spesa per Natale o che si trova la luce tagliata, perché alla fine si tratta di questo. Cioè, se soldi ti arrivano quando già sei in una condizione di disperazione, chi meglio può si arrangia, ma io insomma porto l'esperienza anche vissuta in famiglia da papà pescatore che ci sono situazioni dove i soldi servono per andare avanti. Quindi credo che l'aiuto che possiamo, con l'impegno importante dell'assessore, provare a dare, sicuramente non può avere il peso economico di uno nazionale, ma anche nelle risorse più minime può avere il valore di arrivare subito, perché io credo che se aspettiamo anno nuovo anche per un minimo aiuto a chilometro zero, per qualcuno sarà troppo tardi. Il secondo credo che è centrale quello che noi ragioniamo sul mondo della pesca. Il pescatore è l'attore principale su questa vicenda, però ci terrei a ribadire che c'è un altro attore principale che spesso non compare, che è il sistema delle cooperative, che ha dei dipendenti, che ha dei mutui, che hanno delle famiglie che anche loro devono fare la spesa a Natale e che al netto del singolo soggetto, che anche lui con spirito sindacalista non è un dipendente meno del dipendente di una barca, e se manca lo stipendio a quello che è a bordo, manca a quello che è in ufficio alla Cogevo piuttosto che all'OP piuttosto che altri, ma anche il fatto che il fallimento e la caduta di quelle strutture messe in piedi in 30 anni di lavoro rappresenterebbero un punto di non ritorno, perché anche se l'indotto della pesca dovesse ripartire e viene a mancare quel perno centrale di organizzazione che è stata fatta, torneremo all'anno zero quando torna a commerciare il pescatore con il commerciante, e quindi uccideremo quello che è il know-how del nostro prodotto, che permette in un'ottica cooperativistica di poter dire che non va a trattare più Paolo Tiozzo con la sua barca dei fassolari, ma riesce a rendere internazionale un prodotto artigianale di filiera grazie alla fantastica intuizione della cooperazione, sviluppato il modello di azienda cooperativa che riesce a mettere in rete anche tutto quello che è prodotto, e sapendo che sarebbe un fallimento anche per la politica, perché assessore, tutti quelli in questi anni, non noi, magari io non ero neanche nato, che hanno creduto in questo tipo di impianto, vorrebbe dire significare che anche tutti i soldi che abbiamo messo per costruire quelle strutture sarebbe un fallimento anche della politica, che va a dilapidare un patrimonio sì delle cooperative ma ad uso pubblico, perché alla fine diventano un pezzo importante della filiera del nostro principale settore, e quindi sarebbe quindi la mia raccomandazione, mi permetto di farla perché insomma ne ho parlato con Cristiano e non ci sono divisioni di vedute su questo, insomma se si riesce a portare un aiuto credo che siamo tutti contenti, e se va male tutti ci prenderemo le parole per strada quando andiamo in giro, perché la gente non distingue chi è maggioranza, chi è opposizione, chi è a Roma, chi è in comune, chi è in regione, e quindi credo che sarebbe importante per tutti un risultato. Però credo che da una parte l'aiuto lo chiamano, per usare un termine, chilometro zero, quindi quello che può arrivare prima delle lungaggini burocratiche di Roma, anche semplicemente per far fare la spesa a Natale da chi è da 3 mesi senza stipendio, che quella gente è disperata. E due, ricordiamoci che tanto è dipendente quello che è a bordo quanto quello che fa i conti in ufficio e quanto quello che commercializza il prodotto, perché non vorrei che si crea una distinzione dove creiamo crisi di serie A e crisi di serie B. L'indotto va salvato tutto, perché oggi il pescatore come fa a pagare una quota alla cooperativa che non ha più soldi, e senza quota alla cooperativa c'è un'altra madre o padre di famiglia che non prendono lo stipendio a fine mese. Quindi volevo accendere i riflettori su questo, un po' per una vicenda anche di mie origini sindacalisti che non mi ha mai abbandonato, per fortuna. Grazie. Grazie. Bene. Consigliere, vai per quello.
Sì, un saluto brevissimo. Innanzitutto volevo fare i complimenti ai pescatori, in primis a ognuno delle imbarcazioni dei pescatori, ai rappresentanti che sono qui presenti, grazie per i vostri interventi molto tecnici e soprattutto complimenti per il modo con cui avete manifestato, in modo molto pacifico, molto elegante e collaborativo. Veramente una bella giornata. Siamo stati assieme dall'ammiraglio, dal prefetto, che sono pronti ad aiutarci. Parlo appunto in modo plurale perché anch'io, oltre che al ruolo che svolgo in Comune di Venezia come delegato del sindaco alle isole e al mondo della pesca, sono figlio di una generazione di pescatori di Pellestrina. Quindi sono qua anche a cuore aperto, pronto ad ascoltarvi e ad aiutarvi fino all'ultimo respiro. Grazie all'assessore Corazzari, grazie ai consiglieri Dolfini e Montanariello che ci avete colto in quest'aula della Regione Veneto, questa istituzione molto importante. Io concludo il mio intervento dicendo che innanzitutto ho preso gli appunti, 3 pagine di appunti di quello che avete detto, complimenti per i vostri interventi. Serve però anche subito da parte del governo un aiuto, cioè il governo, il Consiglio dei Ministri deve intervenire urgentemente oggi pomeriggio o domani mattina per trovare delle soluzioni al mondo della pesca, perché purtroppo siamo veramente in crisi. Ma è successo, come si diceva prima, in 30 anni una crisi del genere. Quindi bisogna subito attivarsi, questo immediatamente. Poi i progetti a lungo termine, ma a lungo termine che già nei prossimi giorni bisogna lavorare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, lavorativi, per fare in modo che poi fra 5 o 6 mesi dovete essere autonomi e non venire qua con i capelli in mano, ma hanno un'autonomia, cioè che la barca possa pescare. Io oggi concludo il mio intervento, mi sono anche commosso perché 2 dei miei compaesani mi hanno detto: Alessandro, non riesco più a dare da mangiare, scusate, ai miei figli perché purtroppo con la barca ferma non abbiamo più il guadagno, non riusciamo più a pagarsi il mutuo della barca, cioè qui stiamo investito sullo strumento di lavoro oltre che la casa, anche della barca, e non riescono più a pagarsi la barca, quindi hanno figli da andare a scuola, da comprare dei libri, quindi ci auguriamo tutti insieme, lo dico a cuore aperto, e voglio anche precisare e ringraziare anche i giornalisti presenti, perché i giornalisti ci possono essere di aiuto, oltre che l'assessore, la Regione Veneto, i consiglieri, a voi, mondo della pesca, rappresentanti. I giornalisti possono essere di aiuto perché così in questo modo possiamo smuovere l'opinione pubblica, far capire alla gente locale di Venezia, delle nostre province, del Veneto, chi sono i pescatori, persone che amano il proprio mare, che lo vogliono pulito, che lo vogliono rispettato, che fanno i volontari addirittura, che fanno le pause anche per quanto riguarda il fermo della pesca, sono loro che dicono ci fermiamo per il rispetto della pesca, questo l'ho messo in grassetto, quindi grazie ai giornalisti, alle televisioni e ai mass media che erano presenti questa mattina, perché abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per arrivare quindi con questa voce dove? Al governo, al Consiglio dei Ministri. Grazie di cuore per la vostra presenza, grazie Assessore. Alessandro, se delle pieghe del bilancio della città, della comunità, del Comune di Venezia ti fai calcolatore e contatore dell'intervento finanziario, siamo grati dei tuoi ringraziamenti, ma se anche la città metropolitana fa uno sforzo in aggiunta a quello della regione, secondo me riusciamo a fare una bella operazione. Proviamoci. Bravo Antonio, io sono qua appunto come consigliere comunale, come dicevo prima Alessandro Scarpamarta, delegato alle isole del Comune di Venezia e al mondo della pesca, quindi sarà mia preoccupazione, questo avevo già scritto, era scontato, riferire tutto a chi? Al sindaco e alla giunta per fare in modo Comune di Venezia, anche se non ha una materia specifica, ma città metropolitana che giustamente invece ha le competenze, quindi sarà il mio compito fare questo. Grazie di cuore per la vostra presenza. Grazie a voi. Signori, grazie. Allora andiamo